Benvenuti nel nostro appuntamento con Rifiuti Zero, la rubrica di sostenibilità in collaborazione con l'assessorato all'ambiente della regione Friuli Venezia Giulia. E partiamo subito con l'inizio di questo percorso che ci porta verso una regione sostenibile. Insieme a noi avremo l'assessore regionale con delega ambiente Fabio Scocimarro. Benvenuto innanzitutto. Grazie a voi, buongiorno a tutti. E poi sentiremo il direttore della Direzione Centrale Difesa Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Massimo Canali. Ma parliamo proprio di questo progetto verso una regione sostenibile, che è quello promosso dalla Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, che vuole incentivare e raccontare le buone pratiche proprio per arrivare a rispettare i 17 punti dell'agenda ONU 2030. Il Friuli Venezia Giulia resta comunque un territorio dove c'è molta attenzione nella raccolta differenziata e dove i cittadini hanno mediamente dei comportamenti virtuosi e dove la raccolta differenziata è anche progressivamente cresciuta. Va precisato però che sul dato complessivo incide la presenza dell'inceneritore a Trieste, che in passato ha condizionato anche l'avvio della raccolta differenziata. Uno dei cardini quindi della campagna verso una regione sostenibile è legato proprio all'economia circolare, che parte da una spesa consapevole fino a una gestione ottimale dei rifiuti a casa nostra. Come appunto si può evincere da quelli che sono le raccolte dei dati, i cittadini hanno ridotto via via la produzione di rifiuti pro capite, e questo è senza dubbio un segnale importante. L'obiettivo della regione è quello di consentire alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future poi di poter anche soddisfare i propri. Allora, assessore, chiediamo a lei: la scorsa legislatura si è conclusa con l'approvazione di FVG Green. Si tratta di una norma che guarda allo sviluppo sostenibile. E quali sono gli obiettivi quindi dei prossimi 5 anni? La legge FV Green è una pietra miliare nella pianificazione della transizione ecologica della nostra regione. È una legge che vuole coinvolgere tutti i soggetti istituzionali del nostro territorio, quindi non solo le regioni ma il comune, e a valorizzare appunto e dare anche un supporto tecnico, formativo e informatico a tutte queste istituzioni. Poi un altro aspetto importante sono le procedure appunto di acquisto dei beni, a cominciare dalla pubblica amministrazione, che deve dare il buon esempio, quindi acquisti verdi, ecologici, e quindi poi che sia contagioso anche nei confronti di tutti, privati compreso. Poi un terzo punto importante della norma è data dagli incentivi per la transizione ecologica, che è uno strumento importante che bisogna attivare e promuovere l'attuazione di questa transizione con interventi nei settori strategici interessati appunto dalle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici in atto. E poi anche applicare gli indicatori di questi risultati, processi, e quindi andare e validarli, perché non basta avere le buone intenzioni, bisogna verificarle e che siano appunto validate dal punto di vista scientifico, quindi una costante verifica di quelli che sono stati i nostri obiettivi, molto ambiziosi. Poi magari nel corso dell'intervista andremo a spiegarli meglio. Ma un quinto aspetto che abbiamo evidenziato è quello molto importante, che è dell'informazione. Noi in questi 5 anni del primo mandato abbiamo avuto un crescendo wagneriano per quanto riguarda l'interesse e la sensibilità ambientale ed ecologica, e questo parte anche soprattutto dai giovani. Noi anche con questa campagna intendiamo appunto entrare in campo in maniera pesante per cambiare la mentalità che, ripeto, in questi anni è cambiata e di molto. Pensate per esempio, siamo in una radio, agli spot che voi fate, e negli anni prima non si sentiva parlare di sostenibilità e di ambiente legata alla pubblicità, invece oggi è un valore aggiunto, e quindi questo è già positivo. Poi ovviamente non basta enunciarlo, bisogna anche declinarlo ogni giorno nel lavoro quotidiano, e quindi questo sarà il nostro obiettivo, con una campagna forte, sensibilizzazione a 360 gradi, e siamo qui per questo. Il presente, lo sappiamo, ci pone davanti a un percorso fondamentale, ovvero ridurre le emissioni per tutelare l'ambiente. Quanto è ambizioso raggiungere i dettami dell'agenda ONU 2030 in anticipo? Noi abbiamo avuto questo progetto, come avete detto in anteprima, molto ambizioso, di andare a lavorare non solo nell'immediato e nei prossimi 5 anni del nostro mandato, ma guardare alle generazioni future. E quindi, visto che il Green Deal europeo
e come è traguardato al 2050 abbiamo pensato di avere un obiettivo ancora più ambizioso, di anticipare di 5 anni il traguardo del Green Deal europeo, quindi fare in 4 anni i compiti per casa che avremmo dovuto farne in 5. Abbiamo cominciato a lavorare in maniera importante. Una delle pietre miliari in questo è il memorandum che abbiamo firmato, gli Stati Generali dell'Ambiente e dell'Energia dell'Alpe Adria, degli Stati che insistono in questa area cosiddetta mitteleuropea, quindi l'Italia con l'Emilia Romagna, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Carinzia con l'Austria, la Slovenia e il litorale della Dalmazia, dello Stato della Croazia, e quindi con loro abbiamo condiviso un memorandum, una sorta di carta di Trieste la chiamo io, per andare a fare i compiti futuri per i prossimi anni. Quindi vorremmo ogni anno ritrovarci e vedere chi ha fatto e come i compiti per casa, perché non è tanto andare una verifica sul lavoro politico, ma è programmare quello che è il futuro, come ho detto in anteprima, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Questo progetto l'abbiamo chiamato inizialmente, e continuo a chiamarlo, Nipoti. Bello questo nome, Nipoti. I giovani, tra l'altro, sembrano proprio loro ad avere una sensibilità diversa verso il tema della tutela ambientale, e quindi potrebbero essere la chiave per educare genitori e nonni, appunto, che sono nati in periodi dove banalmente la gestione dei rifiuti era decisamente meno articolata di oggi. Pensate a una cosa: quelli che hanno i capelli grigi come me, e più o meno la mia età, ricorderanno 50 anni fa esatti che ci fu un attentato nell'Odotto di Trieste Transalpino fatto dal gruppo terroristico Settembre Nero. E allora questo attentato, che fra l'altro contemporaneamente ci fu anche purtroppo con delle vittime, quindi da noi no, alle Olimpiadi di Monaco, sempre da questo gruppo terroristico nei confronti degli israeliani, ma da noi fece solo dei danni ecologici e bruciò tanto petrolio. Le tonnellate di petrolio bruciato 50 anni fa vennero prese e con decreto prefettizio vennero gettate nella grotta dei Colombi vicino alla foiba di Basovizza. Quindi pensate che una cosa del genere oggi andrebbe sui giornali di tutto il mondo. Allora era considerato normale prendere un rifiuto, buttarlo nelle grotte, prendere un rifiuto come il petrolio, l'olio esausto, e metterlo in una dolina, in una grotta come in questo caso. Quindi ho detto prima, c'è veramente una crescente, montante cultura ambientale che noi vogliamo e dobbiamo cavalcare, quindi educare e accompagnare i cittadini in questa transizione ecologica, e poi soprattutto partire dai più giovani, ma i più giovani non solo i ragazzi come quelli che scendono in piazza per avere un ambiente migliore, ma anche i bambini più piccoli, a cominciare dall'asilo, dalle scuole materne. Da là poi loro saranno i nostri insegnanti a casa per fare le buone pratiche. Però le nostre iniziative sono iniziative di un ecologismo che prevede l'uomo al centro, quindi non contro. E io vedo spesso che invece chi fa dell'ecologismo della propria bandiera spesso ha un approccio abbastanza estremo e ideologico e impositivo. Penso per esempio alla politica che impone la sugar tax, la plastic tax. Non bisogna tassare la plastica, che poi alla fine è il cittadino, e soprattutto quello che ha meno possibilità economiche, che pagherà poi alla fine il prezzo. Non è che togliendo dalla confezione dell'insalata che troviamo nel supermercato, no, la plastica risolve il problema. Bisogna affrontarlo a monte con politiche più complesse, e quindi in questo caso noi stiamo lavorando appunto per andare a disincentivare l'uso della plastica, ma non a tassare che la usa. È ovvio che le due cose devono andare insieme. E poi avete parlato prima di termovalorizzatori. Certo, quelli di vecchia generazione sono assolutamente da ammodernare, sono da sostituire, però l'ultima parte del rifiuto, una volta fatta tutta la differenziazione, il riciclo, una parte di questo rifiuto deve essere in qualche maniera eliminata. Quindi dei termovalorizzatori di ultimissima generazione a quasi zero impatto ambientale, prima o poi da qualche parte il rifiuto dovremo metterlo. Certo, meno rifiuti prodotti, ricordiamolo, significa anche meno costi. È pensabile quindi arrivare entro il 2030 a un'inversione del trend della tassazione sui rifiuti? Quello spetta ai comuni, ma è ovvio che andare a tassare quasi fosse un cittadino, una persona che deve essere tassata per forza per avere un contributo, questo no. E non possiamo neanche pretendere che
che nel differenziato la terrazza delle persone si trasformi in un'isola ecologica, però bisogna procedere di pari passo col buon senso e cercando di non incidere troppo nella tassa dei cittadini, ma quello purtroppo il costo globale per legge deve essere comunque riversato alla cittadinanza, ma con una buona educazione ambientale, come stiamo facendo noi adesso, vorremmo far sì che si riducano i rifiuti e contemporaneamente si riducano le tasse dei cittadini che devono pagare sui rifiuti. Grazie allora all'assessore regionale con delega ambiente Fabio Scocimarro. Adesso passeremo invece al direttore della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente per concludere questo nostro appuntamento verso una regione sostenibile. Grazie assessore. Grazie a voi. Massimo Canali, direttore della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile. Benvenuto innanzitutto. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, torniamo alla norma FVG Green. Quali novità sono state introdotte? Ecco, con questa norma quadro sulla transizione ecologica sono introdotte la strategia per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e il piano cosiddetto piano clima attuativo di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, quindi uno strumento di ampia portata e poi uno strumento più attuativo che deve portare da un lato ad adattarsi al cambiamento climatico in atto, soprattutto in termini di riscaldamento globale e degli effetti che ha, come l'aumento degli eventi estremi. Ahimè, ne abbiamo toccato con mano di recente in Emilia-Romagna, e però anche le azioni di mitigazione, che sostanzialmente saranno tutte quelle azioni che devono tendere alla diminuzione delle cosiddette emissioni climalteranti, soprattutto di anidride carbonica, che sono un po' il focus del Green Deal europeo, che mira alla neutralità climatica al 2050, e addirittura con FVG Green la nostra regione si pone in maniera molto sfidante un obiettivo di raggiungerla 5 anni prima, il 2045. Tra l'altro il Friuli Venezia Giulia presenta delle complessità specifiche con i territori molto diversi che appunto contiene. Ci sono delle differenze importanti, anche logistiche. I numeri sono soddisfacenti? Sì, in effetti partiamo dalla definizione storica di Ippolito Nievo, che definì la nostra regione un piccolo compendio dell'universo, appunto perché in dimensioni relativamente piccole, in una distanza di 100 km, andiamo dalla cima del Monte Zoncolan alle spiagge di Lignano e Grado, situazioni territoriali che in altre parti d'Europa si sviluppano in centinaia, se non in migliaia di chilometri. Per cui questo territorio molto differenziato, ma racchiuso in spazi relativamente piccoli, da un lato è un valore aggiunto, ma dall'altro aumenta una serie di problematicità. E in ogni caso il posizionamento che è stato fatto rispetto ai 17 obiettivi dell'ONU dell'Agenda 2030 pone il nostro territorio a livello nazionale tra il gruppetto dei migliori, in compagnia delle province autonome di Trento e Bolzano, della Valle d'Aosta e della Lombardia. Quanto sono lontani gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per il Friuli Venezia Giulia? Ecco, il 2030 sembra lontano, in realtà è molto vicino. La sfida più importante è quella appunto dell'abbattimento delle emissioni climalteranti, soprattutto di CO2. L'obiettivo del 2030 è quello di abbattere del 55% i livelli del 1990. Questo significa circa ogni anno diminuire il complesso delle emissioni climalteranti di circa il 4%. E alcune azioni importanti sono state fatte di recente, come proprio anche qui a Trieste la riconversione del polo siderurgico di Servola, e anche il recente accordo per la transizione ecologica
della centrale termoelettrica di Monfalcone, che abbandona il carbone e va verso il gas, e l'idrogeno e i biocombustibili, e queste sono misure significative, come tante altre che dovranno essere fatte sia in tema di mobilità che di industria che di efficienza delle abitazioni, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. Ognuno di noi deve fare la sua parte. Il ciclo dei rifiuti, tra l'altro, inizia paradossalmente quando si fanno gli acquisti. In questo senso, come devono comportarsi i consumatori? Sì, appunto, non c'è solo il tema della differenziata e dell'economia circolare, ma la misura più importante, la prima, è diminuire la produzione di rifiuti, e quindi quando cittadini e imprese devono approvvigionarsi di beni e servizi, oltre a tutti i vari ragionamenti, è da introdurre anche una nuova cultura sull'effetto che possono avere l'acquisto di questi prodotti e servizi poi dalla loro fine, chiamiamola fine vita, per passare dal vecchio concetto dell'economia a linea retta, in cui un prodotto nasce, ha la sua vita lungo una linea retta e poi quando finisce nella parte finale della retta va o in una discarica o in un inceneritore, e trasformare questa linea retta in un cerchio, per cui sostanzialmente il recupero e il riutilizzo dei materiali porta a un cerchio che non ha mai un inizio e non ha mai una fine. E quanto può fare la differenza invece una corretta gestione dei rifiuti anche a casa? Ecco, sicuramente qui entriamo nel tema della differenziata, che permette poi il miglior riutilizzo e quindi seguire tutte le indicazioni dei gestori delle aree gestionali a cui appartengono i vari cittadini nelle varie parti della regione, porta a un ciclo virtuoso da una parte, ma anche, tra virgolette, a una gestione migliore dei costi, perché potrebbe sembrare a una prima visione superficiale che tutto il meccanismo per differenziare abbia dei costi significativi. In realtà dopo tutta l'attività fatta all'inizio sono meno oneri e meno costi negli impianti di gestione del materiale per poi il riutilizzo o il riciclo. Un punto di arrivo potrebbe essere anche l'introduzione delle tariffe puntuali, ovvero pagare in base al peso dei rifiuti? Ecco, questo già in alcune parti della regione viene effettuato, in effetti, potrebbe essere un incentivo anche per le scelte a monte, perché se uno è consapevole che più peso di prodotto di rifiuto produce, più alla fine la sua tariffa è elevata, si pone già il tema di avere una sua attività, diciamo così, delle materie prime e della gestione a casa, che porti a minimizzare i grammi o i chili di materiale che poi deve mettere nei contenitori per la restituzione al gestore dopo l'utilizzo a casa. È sicuramente un incentivo. Grazie allora al direttore della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Massimo Canali. Grazie all'assessore regionale con delega ambiente, Fabio Scocimarro. Rifiuti Zero torna la prossima settimana, lunedì, sempre alle 11:30, per parlarvi proprio di sostenibilità. Grazie a voi e saluti.